Qui prima si girava a gasolio. E questa è l'immagine che racconta da sola il viaggio inaugurale della linea elettrificata da Conegliano a Belluno. Adesso sentite, il rumore è zero. Eccolo qua, Santa Croce. Guardatelo qui sulla destra. Un viaggio iniziato questa mattina da Conegliano con il presidente che si compera il biglietto e il capotreno che dopo tanti anni promuove la tratta elettrificata. Comodi, silenziosi, ci va già bene, treni nuovi. Più avanti il presidente con l'assessore ai trasporti Lisa De Berti, regolarmente distanziati, dialogano con i dirigenti di Trenitalia su capienze e contagi. A Vittorio Veneto la fermata si prolunga un po' con il presidente accolto da una piccola folla di cittadini. Qui sale anche il sindaco Antonio Miato che commenta così la tratta elettrificata. La nostra tratta è senz'altro una cosa estremamente importante anche per valenze di tipo turistico. Alla fermata del lago di Santa Croce immancabile il selfie del conducente con il presidente. In un attimo si arriva a Ponte nelle Alpi dove le autorità posano vicino alla motrice con il leone di San Marco. Con il presidente Zaia anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà. 46 milioni che si trasformano in elettrificazione, poi ve ne saranno altri 130 milioni di euro per chiudere poi la tratta che da Belluno fa Feltri e poi va verso Montebelluna. È un grande momento storico perché vuol dire che si punta sul bellunese, vuol dire che il bellunese è il centro dell'attenzione per il futuro stesso attraverso i mondiali sci 2021 e poi le Olimpiadi 2026. Governo quindi ma anche Parlamento con il deputato bellunese Roger Demenec che ha sottolineato l'unità di intenti al di là degli schieramenti politici. Qui oggi c'è l'elettrificazione della ferrovia, ma ricordo che ci sono circa 400 milioni sulle strade e abbiamo in cantiere di risolvere tutti i problemi della mobilità, anche quella stradale che dall'uscita della 27 va verso il Comelico e il Cadore. Poi ci rimangono tanti punti neri, il nodo di Belluno, la Gordina verso Agordo, la Feltrina, il raccordo con la Pedemontana. Su queste cose noi dobbiamo avere la capacità di lavorare tutti assieme. E nella puntualità veneta che supera quella giapponese, infine il treno è arrivato a Belluno, dove il coro dei bambini ha accolto le autorità.